Dire no è perché questo referendum voluto da Renzi è solo per motivi elettorali e non di rinnovamento della Costituzione, che se deve essere rinnovata deve essere rinnovata in tutti i punti e perfezionata, perché facendo solo un primo passo, come qualcuno dice, non blocca poi per altri 50 anni veramente la riforma della Costituzione. Riforma della Costituzione che non vede nulla di interessante. Lo spot di Renzi è quello che diminuiscono i parlamentari. Non è così, perché ci saranno i costi maggiori, ma proprio se dovessero diminuire i parlamentari, come io ho fatto la proposta, dovrebbero diminuire i deputati alla Camera dei deputati a Roma. Questo potrebbe essere di diminuire, invece di 630 possono benissimo essere anche la metà, quindi se non si vede nessun risparmio in tal senso, ma in modo particolare non c'è l'articolo 67, perché l'articolo 67 è il vincolo del mandato e quindi un parlamentare che viene eletto con un programma politico deve portare avanti quel programma politico, non fare i salti mortali oggi al centrodestra, domani al centrosinistra solo per garantire Renzi, per esempio, il potere a Renzi. Si vede Verdini cosa ha fatto e come tiene lo sgabello a Renzi al Senato.